La più grande manifestazione musicale itinerante, il Festival Show, è una delle rinomate spiagge dell'Alto Adriatico, Jesolo, binomio di successo garantito. Ferragosto a Jesolo infatti non termina con lo spettacolo pirotecnico del 15 agosto. Quest'anno il comune di Jesolo e la Federconsorzi hanno voluto stupire e allietare il pubblico di turisti e non, riportando sul litorale la kermesse di Radio Birichina e Radio Bella e Monella. Paolo Baruzzo, coordinatore e copresentatore dell'evento, esprime la propria soddisfazione per il ritorno di Festival Show a Jesolo, ringraziando l'assessore Daniela Donadello e Amorino De Zotti che tanto si sono adoperati per il ritorno di Festival Show proprio nella cittadina balneare. Sì, ricambiamo la simpatia, la disponibilità, l'interesse di Jesolo portando un cast d'eccezione, quindi c'è proprio il gran ritorno di Festival Show in città e sarà l'evento centrale di Ferragosto, una grande ondata di musica per la quale arriveranno direttamente da Londra eccezionalmente ospiti i Blue, questa boy band che è in classifica in tutta Europa, e per la musica italiana avremo Arisa e verrà qua a farci un mini live accompagnata dalla nostra orchestra ritmico sinfonico italiana. Avremo il vincitore di Sanremo Giovani Antonio Maggio, Levante con il suo tormentone Alfonso e altri nomi che arricchiranno uno spettacolo di oltre 3 ore ad ingresso libero il 16 di agosto alle 21 in Piazza Torino. Abbiamo voluto fortemente questo ritorno della musica dei giovani con un cast d'eccezione come è stato annunciato oggi. Credo che sarà una delle migliori tappe di tutto il percorso proprio per l'evento legato esclusivamente non solo, comunque soprattutto alla gioventù. Io ringrazio veramente tutti e credo che voglio fare un'anticipazione e credo sia giusto farla, che il Festival Show arriverà anche, credo, all'ultimo dell'anno festeggiando 2013-2014. La serata vedrà anche un momento coordinato da Mauro Casarin dedicato alla moda e alla bellezza con l'elezione di Miss Caos. Senza dimenticare però un pensiero a chi è meno felice, infatti ci sarà anche la raccolta di contributi a favore della città della speranza.